si può fare tanto con le protezioni personali, in particolare per le categorie a rischio che sono gli anziani, i grandi anziani, i soggetti con patologie croniche come cardiovasculopatie, patologie oncologiche. Quello che possono fare, che possiamo e dobbiamo fare, è sicuramente utilizzare le zanzariere, che spesso purtroppo non vengono utilizzate, usare repellenti cutanei, anche per i pochi momenti in cui magari si annaffia l'orto durante l'imbrunire, possono essere momenti delicati in cui si viene punti, ed è una cosa che capita a me troppo spesso nelle persone che prendono Western Air. Quindi repellenti cutanei, repellenti per vestiario, utilizzare abiti chiari, coprenti, in particolare quando si esce la sera magari per cenare fuori, tenere le caviglie, i piedi e i polpacci coperti, perché sono i punti che più spesso sono bersagliati dalle zanzare. Ecco, e che differenza c'è fra la West Nile e la Dengue, per esempio? Allora, sono virus, diciamo, cugini, sono tutti e due flavivirus, genere flavivirus. Cambia molto in termini di diffusione perché hanno un vettore che è completamente diverso. Sempre zanzare, ma che hanno abitudini completamente diverse. La West Nile è trasmessa dalla zanzara comune, la Culex pipiens, il gruppo di zanzare del gruppo Culex pipiens. La dengue invece è trasmessa dalle tigri asiatica o tigre egiziana. Nelle zone endemiche di solito è la tigre egiziana, qui da noi è la tigre asiatica, la zanzara tigre. Quindi è una patologia, diciamo, per fortuna di importazione, la dengue, non è endemica da noi, però può ritornare indietro con i viaggiatori. Questo è importante sottolinearlo perché chi viaggia dovrebbe intanto utilizzare repellenti e proteggersi quando viaggia, ma poi anche proteggersi quando è qua, almeno per 7-10 giorni, in modo da evitare che le zanzare che dovessero pungerlo possano propagare l'infezione.